Ciao a tutti, allora oggi vi faccio vedere come fare un sapone base. Non sono per niente esperto in questo ambito, nell'ambito saponi, però farsi i saponi in casa è davvero una cosa semplicissima. Si può utilizzare per lavare il viso, per lavarsi il corpo e soprattutto è economico, non dovete acquistare niente da nessun sito, perché ad esempio Amazon vende le basi per saponi, però secondo me non ha molto senso utilizzare delle basi per sapone, una base già pronta per farsi il sapone fatto in casa. Preferisco davvero fare il sapone, partire da zero con l'olio e la soda caustica e farmi una saponetta totalmente artigianale, economica e buonissima. Tra l'altro vi lascio il link del calderone alchemico, un forum, un blog, scusate, da cui io tante volte vado a vedere le ricette, perché ce ne sono davvero delle ricette carinissime, e infatti io ho letto tanto da lì su come fare il sapone. Infatti, cioè, vi mostro semplicemente tutti i passaggi, perché comunque non ho mai trovato molti video su YouTube in cui fanno vedere tutti i passaggi, magari video in cui fanno vedere le schermattine con tutte le scritte fai qui, però alla fine sì, il tutorial serve per vedere insomma come si fa, vedere la crema, che densità arriva e tutte queste cose, per cui ho filmato semplicemente io che facevo il sapone, ne ho fatto mezzo chilo più o meno. Infatti vi dico, le saponette sono un po' una scoperta per me, perché non le avevo mai fatte semplicemente, e anzi mi sto trovando veramente bene, perché poi si possono fare delle saponette addirittura nutrienti. Tra l'altro, da quanto ho letto sul forum, è molto meno aggressivo rispetto ai normali tensioattivi, sì, perché lì c'è il cassettino con i tensioattivi, rispetto ai normali tensioattivi che mettiamo in dolce schiuma. Quindi il sapone, per quanto possa sembrare quello fatto in casa, sto parlando io, è comunque meno aggressivo. Poi ovviamente, come tutte le cose, è soggettivo, quindi ovviamente abbiamo anche l'opportunità di poterceli fare in casa in base alle nostre esigenze. Per cui niente, io vi lascio il link del calderone alchemico, proprio il reparto saponi, ve lo lascio qui sotto. Vi mando un bacione e niente, vi saluto. Ciao. Allora, come prima cosa, se andiamo a pesare l'olio, porco che non si apre la bottiglia, io adesso vado a mettere questo qua di riso. Comunque vi lascio sotto, andatevelo a vedere perché è utilissimo, il link di un sito del calderone alchemico. Hanno fatto un articolo che è una figata, perché praticamente loro hanno fatto tutta la lista di tutti gli oli, i burri che esistono a sto mondo, e per ogni burro olio c'è scritto che consistenza otterrete e anche il tipo di schiuma, per cui è veramente hanno fatto un lavoraccio utilissimo. Ovviamente vi lascio il link, andate a vedere, guardatevi anche un po' il blog perché è stupendo. E lo verso nella mia pentola, eccola qui. Poi vado a metterci anche l'olis, questo qui, che tra l'altro è molto più economico di quello di riso. Eccoci qua, adesso qui ci sono gli oli e accendiamo il fuoco molto basso, 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 perché adesso ne dobbiamo fare la soda e mille altre cose. Poi adesso andiamo a pesare la soda caustica, eccola qua, mi raccomando state attenti, sono proprio scaglie praticamente. Ecco qui. Poi andate a pesare l'acqua. Ho già spanto tutto, infatti ho dovuto ricambiare tutto. Comunque andate a versare l'acqua dentro la pentolina in cui faremo sciogliere la soda caustica. Adesso per fare la soda caustica bisognerebbe mettersi dentro il lavandino, che poi vi mostrerò per vedere che macello. Però per convenienza, insomma, io adesso la vado a mettere piano piano qui. Ecco. Ecco qui, io vi consiglio, invece io la metto fuori perché adesso verranno fuori i vapori. Poi con un cucchiaio, insomma, mescolate di legno. Ho aperto le finestre e mi sono messo la mascherina perché stanno, comunque vabbè, mi sono un po' coperto il viso perché stanno uscendo i vapori e la pentola è bella calda. Comunque ecco, mi sono messo la maglia davanti al naso per non respirare, perché insomma, per farvi vedere. Comunque ci date una mescolatina perché altrimenti resta tutta ingrumata, e poi aspettiamo. Poi adesso praticamente ho visto che tanta gente lo fa anche senza termometro. Praticamente io ho trovato questo termometro all'IKEA,
che costa 5 euro, fa anche da timer, e praticamente lo vado a impostare su 45 gradi, perché praticamente noi dovremmo andare ad unire i due composti quando arriveranno entrambi a 45 gradi. Adesso magari metto 49 e lo metto dentro, in modo tale che quando raggiungerà i 49 gradi lui suonerà. Ah, sta ancora registrando. Comunque adesso aspettiamo che il nostro olio arrivi più o meno a 50 gradi, 45-50. Adesso, guardate che bella inquadratura, adesso il nostro olio è arrivato più o meno a 50 gradi, però insomma vado a mettere la soda caustica dentro perché altrimenti quella diventa fredda, e quindi adesso non posso farvi vedere, comunque verso la soda all'interno dell'olio. Ecco, qui ho appena versato la soda dentro gli oli e andiamo a frullare. Vedrete subito cambiare colore. Dovete avere un bel po' di pazienza perché, come vedete, il nastro non è ancora il momento, nel senso non resta ancora un bel segno sul sapone, e dovete avere la pazienza di continuare a frullare finché non diventerà appena più denso. Adesso a me sto benedetto nastro non viene ancora, perché vi faccio vedere, vediamo se metto bene a fuoco. Ecco qui, per carità resta appena il segno, però il segno deve essere bello, cioè resta per pochi secondi. Vi faccio vedere un attimo la consistenza. Come vedete adesso, se frullo è proprio bello denso, cioè vedete, no, adesso non viene su perché comunque è un composto molto gelatinoso, però comunque insomma adesso non so, se faccio un po' di cerchi resta già di più il nastro, resta bello fermo, si vede proprio il nastro, resta l'incisione che facciamo, vedete, adesso io l'ho fatta, gli è rimasta, vedete, ecco lì. Per cui adesso è il momento più, diciamo, più creativo, perché potete metterci un po' di miele oppure i fiori secchi tritati. I coloranti, vi dico la verità, non lo so, non mi sono nemmeno informato perché credo che ci vogliono dei coloranti apposta. Oppure ad esempio io nel mio caso vado a mettere dell'olio essenziale al limone, esatto, al limone verde. Per cui niente, anzi, oppure potete mettere anche del burro di karité come sciolto. Comunque vi dico, io vi lascio il link del calderone alchemico, perché in quel blog è pienissimo di ricette di saponi, perché io vi dico, io non ho intenzione di mettermi a imparare anche a fare le ricette del sapone, perché lo faccio una volta, me ne faccio tanto e non voglio fare chissà che cosa, per cui lo lascio insomma agli esperti dei saponi. Adesso non si dice le saponarie, va bene, insomma lo lasciamo alle saponarie, e niente, adesso vado a mettere il mio olio essenziale. Ecco qui quello limone verde. Mi dispiace finirti che ti ho preso a Parigi, però niente, è toccato a te questa volta. Ecco qui, adesso io ne sto facendo 400 grammi di sapone. Sì, no, o quanto, no, non mi ricordo, comunque niente, ne ho usata mezza boccetta, fate conto. Comunque ecco, dopo là nel sito trovate tutte le informazioni. Scusate, l'ho messo nello stampo, adesso praticamente lo vado a ricoprire con la carta, con la pellicola trasparente da cucina, e lo avvolgo in una coperta piano piano, perché comunque insomma non si è solidificato ancora, è già più come un gel adesso praticamente. Lo vado a coprire con una coperta e lo lascio nella coperta per 3 giorni, ed è un processo molto importante che tanta gente tralascia, perché il sapone adesso deve continuare a stare al caldo, avvolto in una coperta, perché, e soprattutto al buio, perché deve finire il processo di saponificazione. Eccoci qua, allora adesso sono passati 3 giorni da quando ho fatto il sapone, e come vedete ho fatto tutte queste saponette piccoline, perché io con i saponi grandi mi ci trovo abbastanza male, a parte che non li finisco mai, e poi oppure li finisco dopo un sacco di tempo, e poi mi sembra sempre di sprecare un sacco. Allora ho fatto queste saponette piccoline, come vedete fuori ne sono venute una marea, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 3, 4, fate conto 26, 27, quindi alla fine sono 13 saponi più o meno. Quindi niente, adesso comunque sono ancora quasi come dire, sembra tipo gel. Adesso lo lasciamo qua minimo altre 4 settimane, ma vi mando un bacione e vi saluto, ciao.